Signore, ascolta, apre perdona, a che vediamo il tuo amore, a te guardiamo, Redentore nostro, da te speriamo, gioia di salvezza, a te torniamo, grazia libero. Signore, ascolta, a te perdona, a te vediamo il tuo amore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che fai passare dalla morte alla vita, che ascolta la tua parola, Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Signore, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che ci hai dato la grazia di purificarci con la penitenza e di santificarci con le opere di carità fraterna, fa che camminiamo fedelmente nella via dei tuoi precetti per giungere rinnovati alle feste pasquali. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Il Signore disse inoltre a Mosè: ho osservato questo popolo, ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione. Mosè allora supplicò il Signore suo Dio e disse: perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che ha fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande potenza e con mano potente? Perché dovranno dire gli egiziani: con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandoni il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre. Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Ricordati, Signore, di noi per amore del tuo popolo. Si fabbricarono un vitello sull'Oreb, si postrarono a una statua di metallo, scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia erba. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Dimenticarono
aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, meraviglie nella terra di Canna, cose terribili presso il Mar Rosso. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Ed egli li avrebbe sterminati se Mosè, il suo eletto, non si fosse posto sulla breccia davanti a lui per impedire alla sua collera di distruggerli. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Gloria e gloria a te, Signore Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Gloria e gloria a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni, ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture, pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco, non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Poco fa, nella colletta, abbiamo pregato il Signore così: O Padre, che ci hai dato la grazia di purificarci con la penitenza e di santificarci con le opere di carità fraterna. È effettivamente un'affermazione strana quella che oggi la Chiesa, attraverso la preghiera, ci fa dire. Strana, perché ciò che si afferma si è già realizzato in ciascuno di noi. In questa giornata allora c'è da chiedersi se questa purificazione attraverso la penitenza e questa santificazione attraverso le opere di carità si sono già state acquisite per davvero nella nostra vita e a questo punto anche del nostro cammino quaresimale. Le letture che abbiamo ascoltato sembrano darci degli spunti di riflessione
per un po' di esame di coscienza in questo senso. Innanzitutto nella prima lettura, tratta dal capitolo 32 del libro dell'Esodo, che ci ha presentato il famoso episodio del vitello d'oro, dove il popolo di Israele, come abbiamo sentito, abbandona Dio proprio per quell'idolo. Quel popolo che ha visto Dio all'opera, che ha fatto anche esperienza dei suoi prodigi meravigliosi, ora alla prima difficoltà lo tradisce. L'esperienza di Israele è anche l'esperienza di ciascuno di noi ed è anche il mistero del cuore di ogni uomo. L'uomo, infatti, anziché tendere alle grandi cose che Dio promette, si accontenta di poco, anzi si accontenta di nulla, abbandonando quel Dio che invece lo ama. Ma c'è una cosa da sottolineare in tutto ciò. Nella lettura Israele abbandona Dio perché non riesce a capire il suo progetto. Così l'uomo abbandona il disegno di Dio e si affida a quel vitello d'oro, a quell'idolo che è il suo proprio disegno, che è il suo proprio progetto, qualcosa che al contrario del disegno e del progetto di Dio è molto più comprensibile, è molto più appagante e dunque molto più appetibile. Tutto ciò succede anche a noi. Abbandoniamo tante volte il Signore perché il suo disegno ci sembra difficile. Manchiamo di fiducia e invece di affidarci all'amore di Dio contiamo solo su noi stessi. Effettivamente questa è anche una grande tentazione presente in questi giorni particolari. Di fronte a quello che sta accadendo è difficile ricercare una volontà di Dio che comunque c'è, ma che è difficile trovare, ma che è difficile ricercare. E allora davanti a queste difficoltà anche noi facciamo come gli ebrei, ci prostituiamo a una divinità fabbricata da mani d'uomo, che è la nostra volontà, che è il nostro progetto, che è appunto il nostro vitello d'oro, facendo leva solo ed esclusivamente su tutto ciò. Ma sappiamo che questa non è la via giusta, questa non è la via corretta. E allora, fratelli e sorelle, anche in questa giornata recuperiamo la fiducia nel Signore e nel suo disegno di amore e facciamolo attraverso quella penitenza che ci purifica e attraverso quella santificazione che deve avvenire attraverso le opere di carità, come la Coletta ci suggeriva poc'anzi. Ma da tutto ciò sorge anche un'altra domanda: perché l'uomo fa questo? Perché l'uomo ancora oggi, come all'epoca in cui viene scritto il libro dell'Esodo, l'epoca in cui quei fatti sono venuti per davvero, perché l'uomo abbandona Dio per abbracciare se stesso? La risposta la troviamo nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù rivolge una parola particolare ai giudei, una parola che è quanto mai interessante, perché fa emergere in questo senso un dato di fatto. Gli stessi giudei sono impossibilitati a credere, ad avere fede, perché vanno alla ricerca della loro gloria, perché mettono al centro di tutto loro stessi e non Dio. La ricerca di sé, la mancanza di umiltà, sono dei veri e propri bastoni tra le ruote che impediscono di credere per davvero al Signore e di affidarsi a Lui. Allora, qual è il vero antidoto a questa malattia? Qual è il vero vaccino in grado di debellare questa malattia che affligge tutti noi?
e più volte anche nella nostra vita. Il vero antidoto è quello che abbiamo cantato poco fa nell'acclamazione al Vangelo. Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio, cioè dare gloria e lode al Signore. Questo è il vero antidoto. Un antidoto allora che dobbiamo sforzarci in questa Quaresima di trasformare le parole cantate, anche bene, a fatti concreti nella nostra vita. Questo, dare gloria e lode al Signore, ci renderà umili, tutto ciò ci renderà piccoli e quindi ci faciliterà nel dare e rendere gloria al Signore e non a noi stessi. Se ci pensiamo nella nostra vita, sono molti i modi in cui diamo gloria a noi stessi. Quando per esempio ci appropriamo e ci attribuiamo di qualcosa che in realtà non è nostro. Ma non è invece forse vero che ciò che abbiamo e ancora di più ciò che siamo sono dono di Dio? Quando non riconosciamo ciò che abbiamo e ciò che siamo come dono di Dio, ecco, in quel momento riemerge questo istinto che anche gli ebrei avevano a fare di noi stessi il vitello d'oro e di prostituirci a tale fede. In realtà però quello che noi siamo e quello che noi abbiamo è dono del Signore. Quando ciò si verifica, rendiamo gloria a noi stessi e non viviamo nell'umiltà. Qual è il risultato di tutto questo? È quello che sperimentiamo concretamente. La nostra fede è proprio lei a farne le spese, si raffredda fino, possiamo dire, quasi a congelarsi del tutto. Ma è proprio vero che l'umiltà è verità ed è proprio vero che rendere gloria a Dio, infatti, altro non è se non un atto di verità che compiamo anche verso noi stessi. Forse, fratelli e sorelle, dopo essere stati raggiunti e toccati da questa parola di Dio, possiamo notare come dentro di noi ciò che abbiamo pregato prima nella colletta forse non trova poi così tanta corrispondenza. Non abbiamo paura, non temiamo, rialziamoci e con fiducia riprendiamo ancora più vigorosamente il nostro cammino in questi giorni di Quaresima che restano, cammino ben si intende penitenziale e di santificazione. Facciamo in modo di sfruttare i giorni che abbiamo davanti di Quaresima, quelli pochi ormai che ci restano, per sfruttarli a pieno, non sciupiamoli, perché se questo succederà, allora vorrà dire che abbiamo perso l'ennesima occasione per fare quello scatto in avanti, per fare quel passo in più verso il Signore che in questi giorni siamo chiamati a fare e a concretizzare nella nostra vita. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo.
Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Dio Onnipotente e misericordioso, offerta di questo sacrificio, guarisca la nostra debolezza dalle ferite del peccato e ci renda forti nel bene, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, E con il tuo spirito. in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta innalzare un inno a te, Padre Onnipotente, e cantare insieme la tua lode. Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro egoismo ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione di Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di Don Valentino dalla Grana, di Don Guerrino, di Don Ivano, di Don Aldo,
dei defunti delle nostre parrocchie e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Preghiera della comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vivi almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime del Santo del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen.
Una notte di sole sulla barca in mezzo al mare, e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le quere di volte, ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà, e sulle rive di ogni cuore le quere ti getterai. La vita Maria, ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, ci liberi da ogni colpa, perché sollevati dall'umiliazione del peccato possiamo gloriarci della pienezza del tuo dono, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera del Cardinale Peter Erdo, arcivescovo di Esztergom, Budapest e primate d'Ungheria, per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti, nonostante ogni forza distruttrice, e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti rendiamo grazie per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali, contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati, dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia del lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen.
Gesù nel Vangelo dice: non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Questa parola evangelica fa andare il nostro pensiero a tutti i sacerdoti che, confratelli delle diocesi lombarde in modo particolare, che hanno concretizzato questa parola nella loro vita e che per portare il conforto religioso, per portare a tutti la parola del Signore, per portare a tutti la vicinanza di Dio, hanno dato la loro vita. E ringraziamo il Signore per questi esempi di virtù eroiche e preghiamo perché possiamo tutti nella nostra vita imitare e fare la nostra parte, perché questa parola del Signore possa trovare concretezza nelle vite di ciascuno di noi e nel ricordarli, diciamo, l'eterno riposo. Dona loro, Signore, e sprenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, e sprenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, e sprenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et